Vedete, spesso nelle coppie in crisi il vero motivo è il passaggio da fidanzati a sposati. Sì, confermo. È successo anche a voi? Sì, ma questo è chiarissimo. Certo. Perché c'è un inganno di fondo, capisci, dottore? In che senso? Cioè, ti sposi una femmina che ti eri moroso prima e improvvisamente quella femmina non è più la stessa femmina. No, dice, c'è stato un cambiamento. Come una mutazione genetica, come si dice? Genetica. Sì, Addirittura la signora Ines è cambiata così radicalmente. E a me ha sedotto e abbandonato. E ora, diceva delle cose quando eravamo morosi che poi quando sposati sono cambiate completamente. Le posso fare degli esempi, dottore? Certo che sì. Quando eravamo morosi mi diceva: non mi interessa della casa, non mi interessa in dove che abiteremo, a me basta stare con te. Ma una volta che saremo sposati la frase è diventata la seguente: con tutti i posti che ieri sulla faccia di terra siamo venuti a abitare in mezzo ai campi insieme a tomare coppa te. Sì. I sabati mattina, dopo una settimana di lavoro, io ero stufo, volevo stare un attimo in divano, magari guardarmi la televisione, veniva là: ma sei ancora a letto? Ma sei ancora sul divano? Ma tu sei il mio orsetto pigrone? Sì, orsetto pigrone. Dopo sposato? E scopo della tua vita è fare il calcolo del culo sul divano? La frase che mi convinse a sposarla però fu la seguente: Sì. sei l'uomo che ho sempre desiderato, sei il migliore di tutti. Siamo in 7 miliardi nel pianeta e ora il più ebete di tutti. Sì. Questa è la differenza tra morosi e sposi. E allora sa cosa le dico? La differenza si riassume in questo: che la femmina, quando che la sposi, si trasforma in un lupo manaro. La differenza però è che il lupo è manaro solo quando c'è la luna piena. La femmina è manara sempre. Marco, ti fidate di sto guru indiano? Sì, mi fido. Ramen a fasoi. Ascolti i suoi insegnamenti. Ma come faccio ad ascoltare insegnamenti di uno che si chiama ramen a fasoi? Fidate, ascolta. Io mi fido. Se ti piace la spiaggia e sei un maniaco della pulizia, vai nella pineta. La pineta, giusto? Ma vedi tu, pineta a spiaggia o a pineta coi pini? Vedi tu come che ti fa riflettere? Sì, mi fa riflettere su perché io da 150 euro per ascoltare sta roba qua. Fidati, ascolta. Avete vinto un concorso di bellezza. Ritirate le 15.000 lire senza passare per il via. C'è Napoli. Ti ascolta. E ora il consiglio del giorno. Dedica il giusto tempo ai tuoi parenti. Un quarto d'ora ai tuoi nonni. Mezz'ora ai tuoi nipoti. E come dice il comandamento, onora al padre e la madre. Vedi, non abbiamo mai capito, onora al padre e alla madre, perché dice il comandamento, no, onora al padre e alla madre, il giusto tempo onora il padre e la madre. Gli era anche a non uccidere. Mi pare di sì. Per cui sei ancora al mondo sto qua. Marco, non uccidere. Ma non rubare. Se non si va da euro. Non uccidere.